Siamo qui con l'allenatore del Sandrigo, si torna a casa con una sconfitta ma con la certezza di disputare i playoff. Sì, no, disputiamo i play-in a dire la verità e quindi è una sconfitta che sinceramente non mi aspettavo. Siamo venuti qui per reagire a tante altre sconfitte di questo periodo, purtroppo non siamo stati all'altezza. Voglio chiedere scusa a dei tifosi che abbiamo che sono incredibili, che secondo me hanno già vinto lo scudetto loro. Infatti raramente abbiamo visto qui al Palapanzini una grande tifoseria come la vostra. Hanno fatto un lungo viaggio per venire qui fin giù in Puglia e poi tifare, non si stancano ancora di sostenere i vostri giocatori, la vostra squadra. Sì, ti ho detto, per me loro hanno già vinto lo scudetto senza fare i playoff. Noi volevamo dare una soddisfazione almeno qui stasera, adesso ci siamo guardati negli occhi e dobbiamo ricompattarci per mercoledì che iniziano i play-in. Nulla è perduto, ci sono appunto questi play-in e bisogna ricominciare, è un nuovo campionato che inizia. Sì, certo, dobbiamo capire cosa ci succede perché è un periodo che le cose non vanno, cioè, siamo una squadra che ha dimostrato tanto durante il campionato. Adesso dobbiamo, ripeto, cambiare qualcosa ed essere pronti per mercoledì, ma sono sicuro che i ragazzi reagiranno. Grazie, buon rientro. Grazie a voi, in bocca al lupo.